Importante incontro in regione per un primo aggiornamento sulla vicenda del farmaco dei tedeschi a Venezia, culminata nel mese dell'aprile scorso con un licenziamento collettivo per oltre 200 lavoratori e la chiusura del pregiato e monumentale immobile nel cuore di Venezia a 2 passi da Rialto, che al momento risulta vuoto e chiuso. Erano presenti all'incontro i sindacati e la riunione è stata utile anche per fare il punto sull'eventuale ricollocamento dei lavoratori licenziati. A che punto siamo? Così Caterina Boato della Fincoms CGL Venezia. Al momento attuale ci ha comunicato l'azienda che 5 lavoratori dei 226 esuberi dichiarati al mese di novembre sono stati ricollocati all'interno del gruppo LVMH, 64, più di una sessantina di lavoratori si sono già ricollocati e 140 lavoratori hanno aderito a Goal 5, a quel progetto di formazione per poi poter avere degli strumenti per essere ricollocati. Al tavolo è stato annunciato che è aperta una trattativa per affittare il palazzo storico, ma i tempi non saranno brevi. E la soddisfazione ci sarà sicuramente quando tutti i lavoratori potranno essere ricollocati e possono essere tutti quanti ricollocati all'interno del mondo del lavoro. Presenti all'incontro anche la proprietà, che ci ha detto che sono al lavoro e ci sono in corso delle trattative per affittare il palazzo. Presenti all'incontro tra gli altri anche l'assessore regionale al lavoro Mantoan e comunale Venturini. Siamo fiduciosi che magari non resti il palazzo vuoto come successe con Palazzo Coin molti anni fa. Erano presenti all'incontro il dottor Bascetta dell'unità di crisi della Regione Veneto, oltre alla proprietà e all'azienda,